Nessuna traccia di Alex Marangoni, il 26enne di Marcon scomparso all'alba di ieri da Vidor. Le lacrime di mamma Sabrina, aiutateci a ritrovarlo, le ricerche proseguono lungo il Piave. Hanno fatto irruzione nella casa di due anziani coniugi aggredendo un'amica di famiglia, serata da incubo a Caselle d'Altivole. Due i rapinatori, uno è minorenne, arrestati in flagranza dai carabinieri. Nuova ondata di maltempo, colpito il bellunese, detriti in strada, chiusa la provinciale del Passo d'Urana, allerta gialla fino alle 14 di domani. Autonomia, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la Regione ha chiesto al governo la riapertura della trattativa, la lettera firmata oggi a Venezia dal presidente Zaia. Incidente in auto durante un'escursione in Egitto, morto il 56enne di Cittadella Davide Baggio, triatleta, era in macchina con la moglie, rimasta ferita e ricoverata a Hurghada. Ferrari completamente distrutta dalle fiamme a Marghera, l'auto stava partecipando a una manifestazione sportiva diretta verso le Dolomiti quando il conducente ha notato che qualcosa non andava. Ennesimo addio al celibato a Bassano con il promesso sposo travestito da Gesù in croce che ha sparso una scia di finte oste in centro e sul Ponte Vecchio, inevitabili le polemiche. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Iniziamo con le notizie. Ora Alex Marangoni è svanito nel nulla. Le ricerche serrate continuano oramai dall'alba di domenica, ma per ora del 26enne veneziano nessuna traccia. Chiunque avesse notizie o l'avesse visto, vi prego, aiutateci a trovarlo. Non sappiamo più cosa fare. Non si smetterà mai di cercarlo. Non si smetterà mai di cercarlo. Aiutateci tutti. Anche una piccola notizia avete visto da qualche parte, aiutateci. Noi confidiamo che qualcuno che era qua sappia qualcosa, che dica qualcosa, che anche in incognito, senza fare nome, in modo che capiamo cosa è successo. Sono ore di angoscia e disperazione, quelle di mamma Sabrina e della sorella Silvia, zia di Alex. Occhiali scuri, il volto stanco di chi non ha dormito. La madre del 26enne rimane lì, all'abbazia di Vidor, dove sabato notte il figlio ha partecipato ad una festa con una ventina di persone. Avrebbe dormito qui, ci racconta la donna, ed il cellulare, dal quale mai si separava, è stato trovato in camera. Parla di lui mentre le scende una lacrima. Brillante, amava la vita, gli piaceva girare il mondo, non sarebbe mai andato via così, non sarebbe mai andato via, no. Intanto continuano serrate le ricerche di Alex, una zona impervia, questa ci spiegano i vigili del fuoco, molte le criticità. Sono i diruppi a nord della zona che sono molto scoscesi e molto ripidi. Lì ci sono delle calate in mezzo alla vegetazione, ai rovi, per cui c'è necessità di personale qualificato. Scandagliato anche il Piave fino alle chiuse di Nervesa della Battaglia. Qua il Piave è abbastanza traditore, si lo sa benissimo perché l'acqua da 30 centimetri passa anche a 1 metro di profondità. È impervio il Piave. Il Piave è un letto molto pericoloso. Il Piave è un posto che quando ti sei accorto sei dentro nell'acqua e ti trovi con l'acqua veramente fonda. Però qua per perdersi una persona sta un attimo, perché perdi la tramontana nel Piave. Ma nessuna pista viene tralasciata, nessuna ipotesi scartata. Il giovane è scomparso intorno alle 3:30 di domenica. L'auto parcheggiata, all'interno le chiavi e i documenti. Intanto i carabinieri hanno portato via la macchina del 26enne e stanno effettuando accertamenti sul cellulare per capire se e chi ha contattato poco prima di sparire nel nulla. La cronaca, ci spostiamo a Caselle d'Altivole nel Trevigiano. Hanno fatto irruzione nella casa di due anziani coniugi aggredendo un'amica di famiglia, due i rapinatori di cui uno minorenne. Intorno alle 20 di sabato sera è giunta una chiamata al 112 da parte di una donna di Caselle di Altivole che ha segnalato che all'interno della casa dei vicini c'erano dei ladri che si stavano aggirando con un coltello in mano. Questa l'immagine che fa scattare la mobilitazione dei carabinieri di Castelfranco, che nel giro di pochi minuti riescono a catturare i delinquenti sulla provinciale tra Caselle di Altivole e Vallà di Riese. Si tratta di un 29enne e un 17enne, originari della provincia di Milano, entrambi italiani e noti alle forze dell'ordine, anche a nord-est. I due si stavano allontanando dall'abitazione appena colpita a bordo di una Kia grigia, peraltro già segnalata come sospetta nei giorni precedenti. Nel veicolo vengono trovati
trovati guanti, berretti e arnesi per lo scasso. Anche attraverso le prime testimonianze e le immagini delle telecamere si sta presto a riavvolgere il nastro. La rapina alle 19:30 in questa casa di via Colombera a Caselle, dentro marito e moglie, lui 95 anni, lei 85, tutti e due con delle fragilità cognitive. I rapinatori entrano dal retro, hanno il volto scoperto e un coltello, sanno con ogni probabilità che la casa è abitata da anziani indifesi, non sanno che con loro c'è un'amica di famiglia, una rumena 61enne in visita, è lei che si ritrova drammaticamente di fronte. E l'hanno immediatamente aggredita bloccandola per il collo e puntandole un coltello alla gola, minacciandola di non fare rumore, di stare ferma e soprattutto di consegnare tutti gli ori e tutti i contanti contenuti in casa. Mentre uno dei due complici teneva ferma la donna, l'altro ha rovistato tutta l'abitazione trovando soltanto 5 euro che si trovavano all'interno del portafogli della donna dentro una borsa. La 61enne viene strattonata e minacciata di morte più volte, mentre i due anziani, vista anche la loro condizione, forse non si sono accorti di nulla, ne sono stati aggrediti. 29enne e 17enne, ora in carcere, sono accusati di rapina aggravata in concorso e non è da escludere che possano essere coinvolti nella rapina di un mese fa a Castello di Godego, anche in quel caso vittime anziani. Ogni dettaglio a questo punto può essere utile. Ci tengo a sottolineare che senza chiamata immediata e precisa al 112 sarebbe stato molto difficile intercettare questi rapinatori, quindi un grazie alle persone che hanno fatto queste segnalazioni con grande senso civico e grande lucidità. Cambiamo argomento e parliamo di maltempo. È allerta gialla su tutto il territorio regionale fino alle 14 di domani. Il maltempo, che si estenderà a partire dalle zone montane fino a raggiungere la pianura, comporterà una criticità per gli alti livelli del fiume Adige, messo sotto osservazione. Dichiarata dalla Protezione Civile del Veneto anche l'allerta per criticità idraulica e idrogeologica per raffiche di vento e locali grandinate su tutta la regione. Era stata prevista ed è arrivata nel Bellunese, dove si contano i primi danni del maltempo. Purtroppo è una frana storica che si presentava con cicli trentennali, quarantennali, si era verificata peraltro agosto dell'anno scorso, quindi neanche un anno fa. Purtroppo il ritorno è stato molto più breve, in quanto si è verificata la medesima frana. Stesso punto. Le immagini non hanno bisogno di commento, l'enorme colata di detriti e fango è scivolata poeticamente al primo stormir di fronde. Il versante della montagna, gonfio dell'acqua caduta incessantemente negli ultimi 3 mesi, non ha retto al violento temporale che nel primissimo pomeriggio ha dapprima investito la parte alta della provincia e successivamente tutta la Valbelluna e il Feltrino, dove pioggia, vento e grandine hanno sradicato piante a Pedavena e Lamon. Alla centrale dei Vigili del Fuoco di Belluno sono stati segnalati danni da acqua in città, allagamenti di scantinati e sottotetti. La frana in Val di Zoldo ha invaso la provinciale del Passo Duran sopra Chiesa, in località Levare, all'altezza dell'attacco del sentiero per il Grisetti. Veneto Strade ha immediatamente chiuso la strada e per un sopralluogo sono intervenuti i tecnici del comune di Val di Zoldo con il sindaco Camillo De Pellegrin e i vigili del fuoco. Questa volta il materiale detritico venuto in strada e anche nell'alveo della Moiazza, del fiume Moiazza, è molto più importante. Credo che parliamo di 4 volte il materiale sceso questa volta rispetto ad agosto del 2023. Una bella gatta da pelare nel pieno della stagione estiva che, seppur tarda a decollare, ha già portato sulle Dolomiti tantissimi escursionisti, soprattutto stranieri. Ci sarà da lavorare nei prossimi giorni e lungamente. Siamo ormai pronti e preparati a queste evenienze dal punto di vista psicologico, non è che ci abbattiamo. Adesso seguiranno naturalmente 3-4 giorni di chiusura della strada, sicuramente dovrà salire il geologo a verificare la tenuta del fronte e poi appunto la strada verrà ripulita, verranno presumo rifatte altre 2 vasche di contenimento come era avvenuto l'estate scorsa. De Pellegrin è in contatto con la Regione, nel pomeriggio un colloquio con l'assessore regionale Giampaolo Bottacin per capire quale tipo di interventi saranno necessari per mitigare il rischio. Non credo ce ne siano molti in realtà, perché qui parliamo di quantità di materiale che scende dalla montagna che sono talmente grandi che non riesco a immaginare così che opere si possano fare. Bisogna convivere con queste situazioni sapendo che il cambio climatico, comunque gli eventi così improvvisi e forti, creeranno sempre maggiori problemi e questo ci deve portare a riflettere.
La politica ora, la Regione Veneto ha chiesto ufficialmente al governo la riapertura della trattativa per l'attuazione della riforma, richiesta firmata oggi a Venezia dal presidente Zaia. Vedo dichiarazioni che ci fanno pensare che per qualcuno l'autonomia debba essere l'equa divisione del malessere. Facciamo in modo che diventi l'equa divisione del benessere. Esattamente con la stessa penna usata 7 anni fa per indire il referendum consultivo sull'autonomia, il presidente della regione Zaia ha firmato a Palazzo Balbi la lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, che chiede la riapertura del tavolo di confronto col governo per l'attuazione della riforma. C'è tutto un cronoprogramma e un timing da rispettare e va rispettato con convocazione anche per quanto riguarda noi della consulta regionale per l'autonomia. Dall'altro però penso che ci siano tempi per poter arrivare a fine anno per avere già una bozza di accordo. La riapertura della contrattazione col governo segue a stretto giro la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sull'autonomia, che sarà operativa dal 13 luglio. Si parte dalle 9 materie in cui non sono richiesti i LEP, i livelli essenziali di prestazione, politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ma il Veneto è pronto anche a trattare per le altre 14. Da sempre abbiamo realizzato dei dossier, 23 dossier, ognuno per ogni materia. Questo ci permette di poter trattare con cognizione di causa, cercando di portare una proposta di autonomia differenziata per il Veneto che sia di efficienza, di responsabilità e soprattutto che sia vicino ai cittadini e che non complichi la vita ai cittadini. C'è poi un'altra richiesta di autonomia che si apre, quella che riconosca lo status speciale di Venezia, che non deve essere più intesa come un parco giochi per turisti. Come si parla di Roma Capitale, non capisco per quale motivo una città che ha uno standing internazionale unico non debba avere un'attenzione dal punto di vista giuridico. È un'attenzione che noi chiediamo, che non si può limitare solo a rifinanziare la legge speciale, ma deve essere un'attenzione a 360 gradi anche giuridicamente. Pensi solo al tema, ma questo lo possiamo vedere nell'autonomia differenziata, del rapporto con la laguna. Incidente stradale in Egitto, non ce l'ha fatta un 56enne di Tezze. Ha perso la vita in Egitto al mare durante un'escursione in auto con la moglie. Davide Baggio, 56 anni, originario di Cusinati di Tezze, ma residente a Cittadella, è stato vittima di un incidente stradale, mentre la donna, Chiara Tombolato, 55 anni, a bordo con lui, è rimasta ferita ed è ricoverata all'El Guna Hospital di Hurghada. Fortunatamente la donna sarebbe fuori pericolo. Le dinamiche dell'incidente sono tuttora al vaglio degli inquirenti, ma la notizia della morte di Davide Baggio ha scosso profondamente il mondo dello sport dell'Alta Padovana e del Vicentino. Baggio infatti era un grande appassionato di atletica, specialmente di triathlon, essendo già stato presidente del Panathlon dell'Alta Padovana. Poco fa aveva partecipato all'Ironman di Jesolo con ottimi risultati. Il suo ricordo nelle parole dell'amico Giuseppe Rebellato, presidente dei maratoneti cittadellesi. La notizia dell'incidente di Davide Baggio ci ha lasciato tutti quanti sgomenti. Davide, oltre che essere un nostro caro amico, era una colonna portante per la nostra associazione. Su di lui gravitava tutta quanta l'organizzazione per la Maratonina di Cittadella, che è la nostra principale manifestazione che abbiamo fatto crescere con tanto lavoro. Davide lascia un grande vuoto come amico, come persona sensibile e partecipe a tantissime situazioni del paese. È stato presidente anche del Panathlon, una persona che comunque si è sempre fatta ben volere, non si è mai tirata indietro da tutti quanti gli impegni che via via gli si sono presentati. Non sarà facile, cercheremo di andare avanti nel miglior modo possibile nel suo ricordo, nel ricordo anche di Enrico, che anche lui qualche anno prima tragicamente è mancato, Enrico Busato, e niente, lascia un grande dolore. Dal 2011 Baggio lavorava a Carmignano di Brenta, da poco era diventato nonno, lascia la moglie e i 2 figli Francesca e Marco. Ennesimo incidente dall'esito mortale, questa volta lungo la strada Romea Codevigo.
Dopo ore di angoscia per la possibilità di un disperso, si è chiarita la dinamica dello schianto mortale avvenuto ieri sera intorno alle 22 lungo la strada Romea a Codevigo. Il motociclista deceduto era da solo in sella alla sua Yamaha. La vittima è Giovanni Luca Lomartire, 41enne, residente a Monfalcone ma originario di Taranto, impiegato della Guardia Costiera. In un primo momento si pensava che ci fosse un altro passeggero in sella alla moto e i vigili del fuoco hanno cercato a lungo nel canale nuovissimo che costeggia la Romea nel tratto in cui è avvenuto lo schianto. Il dubbio dopo il ritrovamento di alcuni oggetti e in particolare di un secondo cellulare che ha fatto supporre ci fosse un'altra persona. Dubbi che però intorno alla mezzanotte sono stati fugati, confermando una sola vittima, Lomartire appunto. La dinamica dello schianto è stata ricostruita dai carabinieri di Pieve di Sacco e Codevigo intervenuti sul posto. La Yamaha del 41enne viaggiava da Chioggia verso Venezia e quando stava per affrontare una svolta verso Rosara ha urtato contro uno scooterone guidato da un 33enne vicentino che proveniva dal senso opposto di marcia. Ne è seguita una carambola violenta che ha coinvolto anche un'auto e un camper. L'impatto non ha lasciato scampo al 41enne che è stato disarcionato ed è morto sul colpo. Illeso invece il 33enne è risultato anche negativo all'alcol test. Tragico incidente sul lavoro intorno alle 12:30 oggi nel Veronese tra Lavagnano e Mezzane. Di sotto un uomo di 77 anni è morto dopo essere rimasto incastrato sotto il trattore che stava guidando e del quale aveva perso il controllo. Nonostante l'intervento del SUEM 118 e dei vigili del fuoco non c'è stato nulla da fare per l'anziano che quando è stato estratto dal mezzo era già privo di vita. Sul posto anche i carabinieri che dopo la messa in sicurezza dell'area stanno indagando sull'esatta dinamica della tragedia. Ci spostiamo a Marghera dove una Ferrari è stata completamente distrutta dalle fiamme. Il servizio di Nicola Marcato. Questa mattina, poco prima delle 10, una Ferrari 296 GTS ad alimentazione ibrida è stata completamente distrutta da un incendio a Marghera, all'inizio della rampa Rizzardi. Il conducente, che stava partecipando a una manifestazione sportiva diretta verso le Dolomiti, ha notato qualcosa di anomalo nella sua vettura e si è fermato immediatamente. Una volta uscito dall'auto, le fiamme hanno incominciato a divorare la fuoriserie. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono intervenuti con 2 automezzi antincendio e hanno spento il fuoco utilizzando della schiuma. Al momento i tecnici stanno indagando sulle cause dell'incidente. Cambiamo decisamente argomento. Addio al celibato blasfemo e polemica a Bassano. Ancora una volta a Bassano si è superato il limite, ancora una volta il degrado è andato a braccetto con la mancanza di rispetto verso una città e il suo decoro, tutto legato all'ennesimo addio al celibato andato in scena sabato sera. Il promesso sposo, travestito da Gesù, ha attraversato le vie del centro e il Ponte Vecchio, appesantito dalla croce del matrimonio, spargendo lungo la sua Via Crucis una scia di particole, di ostie chiaramente non consacrate. E qui è scattato il disappunto di bassanesi e turisti, infastiditi non solo nel vedere le strade cittadine riempirsi di briciole e sporcizia, ma soprattutto perché è sembrata una mancanza di rispetto verso un credo e appunto una fede sbeffeggiati da un gruppo di ragazzi che magari senza volerlo hanno offeso la sensibilità di molti passanti, tra cui la signora Maria Grazia, che era presente in Angarano e che ci racconta l'accaduto. Ho trovato per terra davanti alla birreria tutte particole sparse per terra. Naturalmente vedendo alle mie spalle un ragazzo vestito da Poro Cristo che lasciamo perdere. Venendo più avanti ne ho raccolte nel ponte, poi sono con la bicicletta, ho messo in bicicletta, sono venuta su per le piazze e ho portato le particole a casa. Ho chiamato Rete Veneta, ho scritto il messaggio, poi sono tornata ma a piedi per in cerca del ragazzo però. E sono andata al ponte e ho trovato queste 2 gentilissime carabiniere e mi hanno addirittura aiutato a raccogliere le particole che erano per terra sul ponte. E la memoria dei bassanesi, di fronte all'ennesimo addio al celibato sopra le righe, torna ai tanti, troppi episodi che in passato si sono verificati, come nell'occasione di quel promesso sposo di Este finito nei guai dopo aver gironzolato in città dentro una cuccia per cani, o per altri episodi
tamarri, qualcuno anche blasfemo, in netta contraddizione con il regolamento di polizia urbana. Scene di degrado e di eccessi come questa di sabato sera continuano dunque a lasciare dietro di sé una scia, oltre che di particole, anche di polemiche. Io vi ringrazio dell'attenzione, per essere stati con noi vi auguro una buona serata, arrivederci.